Sportivi appassionati di calcio a 5, ben trovati al Piala dalla Chiesa e San Candano di Bagheria per la sfida tra Real Termini Recotest e Città di Acri, valida per il campionato di Sushi. Di calcio a 5 un saluto dalla redazione di Sportivi e da Francesco Camuto qui collegati dall'impianto bagherese. Sfida che mette di fronte a pressione guidata da Sergio Soler, reduce da risultati che non hanno consentito di effettuare la risalita della classifica di fronte agli uomini guidati da coach Alessandro Basile, che invece per una volta cercano punti importanti per cercare di inseguire traguardi prestigiosi, quelli preposti dalla dirigenza della formazione rossonera. Intanto, come è accaduto e come accadrà in tutti i campi in cui si è giocato e si giocherà nel weekend, un minuto di silenzio ordinato da FIGC, LND e dal CONI più in generale per esprimere il proprio sostegno alle vittime e alle famiglie delle vittime del disastroso terremoto di Turchia e Siria. Tutti in piedi, tutti in silenzio per un minuto. Profondo silenzio, quello che abbiamo osservato qui dalla chiesa ST Carraro di Bagheria, ma adesso spazio ai protagonisti della partita. Il primo pallone che verrà giocato dalla città di Acre, in questo cominciare al termine contro città di Acre con direttore di gara che sta per emettere il segnale di apertura della partita con la squadra in tenuta rossonera che manovra il primo pallone. Il numero 3 Abate in campo davanti al portiere Gallo. Tanto qui subito pallone recuperato da Lucchese. Il tiro di Lucchese, la respinta immediata da parte proprio di Gallo che è andato a parare. Finisce un fallo in favore della formazione ospite. Calcio di punizione, dicevo, Ferraro col numero 9, poi Abate col numero 3, Giudice con il numero 8 e infine Coutinho con la maglia numero 16 dall'altra parte para Gianluca Pernichizzi con lui in campo con il numero 13 Gianni da Sousa, il numero 7 Mantia, con il numero 30 Sebastiano Palumbo e con il numero 10 Vincenzo Lucchese. Fatta lunga qui, pallone intercettato, non controllato da Lucchese, palla in fallo laterale, una rimessa che sarà in favore della città di Acri, battuta da giudice. Ancora il numero 3 che la giostra sul giudice Ferraro. Si muove Coutinho, Ferraro vuole spazio per la cerca la palla in profondità, esce bene per Di Chizzi. Supera il pallone, poi serve Johnny Sousa. Lucchese palla in avanti troppo forte, Palundo spera che si perde oltre la linea laterale rimessa il città di Acri. Rimessa in gioco con Abate che cerca Coutinho, ancora Abate. Ferraro comincia dal suo portiere Gallo. Ancora il numero 9 che viene a ricevere da ultimo uomo, se la alza, c'è area, colpisce il ferro Lucchese, rischia qualcosa qui, la palla arriva comoda dalle parti nuovamente del portiere Gallo. Coutinho. Filipe Coutinho Oliveira, il numero 16, che perde palla
proprio il giocatore brasiliano, il servizio per la conclusione che si mette fuori di Johnny da Sousa. Questi break possono tornare molto utili al, al Real Termini per cercare di recuperare palle e di andare in ripartenza. Buona quella pressione, intanto da parte di Palumbo, poi Mantiego a pressare su Olivera, recupera una bella palla, ma via al tiro! Ci sta provando anche con una certa entusiasmo. Il Real Termini, che adesso va a battere anche un calcio d'angolo. Partita indietro per Lucchese che stessa va col destro, palla fuori. Buon inizio con la squadra di Lembo. E adesso porta sul pallone, adesso anzi si deve difendere dall'avanzata di giudice che riesce ad allungare su Palumbo. Il numero 30, palla fuori. Palla intanto dentro, Lucchese anticipa anche il suo portiere, prova a ripartire per il Real Termini, palla fuori, il contesto sul quale ha la meglio il Real Termini che guadagna il fallo laterale. Lucchese, Palumbo, Mantia, Solata e appoggio su Johnny da solo. Ancora Johnny da Sosa, cerca Mantia, anticipo secco, di Abad, poi Ferraro, fermato, allora può avanzare Palumbo da solo, contro Abad, lo salta, Palumbo, gran giocata, l'uscita, da parte del portiere Gallo, occasione, proprio per il piccolo in campo. Palumbo gestisce, Mantia, Lucchese, occhio poi alla palla recuperata da Real Termini che la gestisce proprio con Palumbo, personalità per il numero 30 che riesce a liberarsi, lancia per Johnny da Sousa, il quale si divora e Sousa mette il gol lanciato splendidamente da Palumbo, altra chance per il Real Termini, questa però più clamorosa se possibile rispetto a quella di Palumbo di un minuto fa. Ferraro in avanti per Coutinho Oliveira che viene fermato la Verdi che si va a rimettere in gioco su Mattia. Mattia evita l'avversario, può avanzare Mattia, palla incollata al destro, poi Gioni da Sosa, lo scambio! Mattia! Porta avanti! Senza se in vantaggio la squadra di Lembo. Via! È iniziato fortissimo il Real Federer in questa partita e raccoglie subito i frutti. Intanto subito la replica del Città di Acri, per questa conclusione che si perde fuori, tentativo da parte di Salerno, appena entrato in campo il numero 10. Matera. Coutinho Oliveira prova a passare, passa infatti poi il scivolato vincente di Johnny da Sousa. La rimessa battuta per Abate, conclusione deviata che si perde fuori un gol del pareggio immediato. Che trova reazione vincente e riporta in parità la situazione. Sono passati una ventina di secondi effettivi del gol realizzato dal Real Termini con Mantia. Situazione che si va a riequilibrare subito. Mantia non si riesce. È rimessa per il Città di Agri che dunque è subito venuto al pari con la rete fortunosa
di Nicolas Abate. Qui intanto subito la combinazione, anche c'è palla. Ora c'è la storia fondata. Spinge, palla per Lucchese. Troppo lungo. Si perde fuori. Rimessa battuta per il Città di Acri. Oltre tentativo, respinto per Dizzi che poi ci mette la mano. Calcio d'angolo sull'imperversata tentata. Non è entrato, però sia Thomas Evangelista, maglia numero 19, amplia presto le rotazioni. La panchina del Città di Acri, Palumbo, la virata su di lui Salerno che non riesce a fermarlo. Lucchese sventaglia per Giangasosa, controllo. Quella che si perde fuori e Città di Acri che riparte con Salerno. Palla intercettata da Lucchese che può provare a ripartire. Squadre lunghissime e sono passati appena 5 minuti. Palumbo, il controllo, poi ci mette il fisico Salerno che lo ferma. Ferraro spalla alla porta, Lucchese a cercare di non farlo girare, costretto a tornare indietro. Ferraro da Abate. Viene incontro Evangelista. Evangelista ha spinto un po'. Aspetta di ricominciare da Gallo che calcia lungo direttamente molto la linea laterale. Coccelembo che prova a dare indicazioni mentre dall'altra parte cambia ancora. Manda in campo Caligiuri, il Città di Acri, con la rimessa battuta dal Real Termini. Giocati come potete vedere 5 minuti e 40 secondi in cui Lucchese riesce a passare in velocità. Ancora Lucchese, non si capisce poi. Il compagno in sfera che si perde direttamente oltre la linea di fondo. Soltanto Abate non ha lasciato il parquet fin qui in casa calabrese. Dall'altra parte invece ancora nessun cambio effettuato da Lembo. Qui Salerno fermato da Palumbo, tutto ragazzi, se va Lembo, troppo sembra evidente. A dire la verità, la trattenuta Lucchese, spinto proprio da Salerno, arbitro che sta facendo giocare molto i contatti, ma Lucchese riesce a passare 2 volte. Lucchese! L'esterno, un po' la svincola, e si perde fuori. Non c'è finità. Torna a muovere il pallone adesso. Il Città di Acri. Caligiuri. Caligiuri sinistro, la blocca per Di Chizzi, che sventaglia subito per Columbo, cerca la corsa per il dribbling, ancora Columbo, arriva Mantina, Columbo è da solo contro 3, conclusione di via. Pallone fuori, dovrebbe essere calcio d'angolo, ma si è anche fatto male Palumbo. Richiamata la panchina del Real Termini. Pleni per Sebastiano Palumbo, classe 2002, spray praticato sulla gamba del numero 30, grande protagonista di questo inizio di partita. Spero ovviamente che non sia nulla di grave per lui. Si va a preparare intanto Fuschi, Tonino Fuschi, classe 2005. Gianmario Fuschi invece è tra gli assenti, con lui fuori anche dell'aria, D'Alba, il portiere titolare di chance per Perdichis, in campo Fuschi, non schierato, almeno non dal primo minuto dell'ultima uscita dalla formazione Juniors, al termine, ovvero sia quella contro
Villauria che vi abbiamo mostrato, partita terminata con il punteggio di 6-2 a favore dei neroverdi. Villauria, mentre intanto vede la partita anche Michael Perry, maglia numero 7 per il Cittadinanze. Dicevo Villauria che a proposito di stasera in campo sul parquet del Puspavento domani per affrontare l'Istria nell'andata dei quarti di finale della Coppa Italia, proprio dopo la vittoria straordinaria di 2 settimane fa contro la Meta Catania. Palla al centro alle 15:30, naturalmente, sempre su Sportissimi. E qui intanto Gianni Persosa impegna il portiere Gallo con la palla su perde fuori, occasione per Johnny da Sousa. Tanto da rimettere in gioco il pallone, arriva in panchina pian piano Colombo che sembra essersi ripreso a dire la verità. Intanto conclusione deviata per Di Chizzico, chiama la fa sua e poi lancia per Mantia. Mantia ha il problema di farla scendere e di riceverla. In effetti, gran problema, visto che non ci riesce. Giudice, firmato in campo il numero 8 che serve Evangelista. Valla ancora a cercare Giudice che ha il problema di tenerla in campo. Gianni da Sosa lo manda in fallo laterale. Partita molto scorrevole, molto rapida. Mentre dovrebbe essere arrivato il momento di Paesano, oggi non mandato in campo proprio per una chiara scelta anche di gestire diversamente il pallone. Qui intanto proprio il pallone finisce oltre la linea laterale. La rimessa verrà battuta da Coutinho, anche lui tornato in campo quando mancano poco meno di 12 minuti alla fine, siamo quasi a metà. Lucchese interviene, la palla vede al termine. Giorni da Sousa rischia qualcosa, ma alla fine evita Caligiuri, può spingere in velocità. Giorni da Sousa che si avvicina, il pallone fuori. Non d'accordissimo la panchina del Real Termini con questa decisione del primo arbitro. Messo in gioco il pallone intanto. Coutinho Oliveira. Perry. Ancora Coutinho Oliveira. Palla per Giudice. Di Gino Sousa, primo fischio della partita è contro il Real Termini. Ripreso il gioco. Riesce a tenerla in campo Caligiuri, poi Coutinho Oliveira. Palla esce. Qui poi la palla nel fuori. Freschi, Lucchese, fermato. Questa battuta da Mantia su Lucchese. Ricordo che, tra l'altro, tra un paio d'ore alle 18:30 prenderà il via il secondo incontro di calcio a 5 di questo pomeriggio e soprattutto sempre in questa location, ossia il Pala dalla chiesa di Setticarraro di Bagheria. Si affronteranno infatti Punta Bagheria e Palermo calcio a 5. Questo è Punta Bagheria, squadra composta da tanti ex del Real Termini Recogest
che cerca ancora una volta la scalata dalla C1 alla B, è molto difficile, bisogna dirlo. Ferraro, Coutinho Oliveira. Allora, a cercare il secondo palo, ora, stiamo proponendo Salerno, ancora Coutinho Oliveira. Perri, Ferraro, Ferraro prova a passare in qualche modo, ci riesce per Chizzi e il salvataggio sulla linea di Lucchese che poi rischia di perderlo, subisce fallo, occasionissima. Qui, altra quasi persa. Si butta per terra Lucchese, qualche problema per lui, che è stato provvidenziale. Ripreso il gioco intanto, con un fischio, fallo su Fuschi, secondo fallo, subito dal Real Termini, con Fuschi che rimette in gioco, Paesano sbaglia il passaggio, Salerno, serie di finte, Salerno ancora contro Paesano, il tocco poi Salerno prova a liberarsi, ancora Salerno, contro l'arbitro fischia contro il centrale brasiliano, calcio di punizione. E dunque punizione per il Città di Acri. Mantia a colloquio con il proprio allenatore mentre Coutinho Oliveira va allo schema per Ferraro, conclusione controllata addirittura da Lucchese, si accontenta di intercettare per proprio il pallone. Paesano, Lucchese, Gioni da Sousa, lancio intercettato, fermo, anticipato da Gioni da Sousa, che può servire Paesano, Paesano la tiene in campo due volte, la propone al centro Magallo, la intercetta, poi serve, ma lo fa male i propri compagni. Qui recupero da parte ancora del Città di Acri, tanti errori da parte dall'altra. Ferraro, sì, Salerno, scusate. Perri, Coutinho Oliveira, ancora per Perri. Ora Ferraro, servito male, si lamenta di questo, poi c'è il pallone fuori Lucchese. Rimesso subito in gioco il pallone. Perri, ciao! Oh, di perdi pizzi oh, il Reale Apri la firma è di Perri. Riprende il gioco al palo alla Chiesa del Setti Carraro, si è ribaltata completamente la situazione. Adesso conduce il Città di Acri dopo essere andato sotto nel punteggio sul parquet del Real Termini Reco, giusto perché si fosse messo in visione e in ascolto soltanto adesso. Vicini da Sosa si traziona fuori il pallone a 7 minuti e 52 alla fine del primo tempo. Pressato da Genia Sosa, si rifugia da Gallo. Il lancio del portiere, la palla esce. Rimette per Di Chizzi, soluzioni da Sosa, che sta giocando tutti i gol. Genia Sosa, in mezzo a due, la perde. Coutinho Oliveira. Abate. Il tocco per giudice fermato da Paesano per time out chiesto dalla panchina del Cittadini che è in vantaggio per 2-1.
Termina il minuto di sospensione chiesto da allenatore Alessandro Basile. Con giudice, abate, evangelista e caligiuri in campo davanti a Gallo per il Città di Acre, d'altra parte Lucchese, con Gioni da Sousa, Pisano e Fuschi. Rimessa per il Città di Acre con Abate. Giudice alza questa palla verso Caligiuri che la fa rimbalzare. Pesano lo lascia fare. Rimessa per la squadra rossonera, per la squadra calabrese. Giudice alla Caligiuri che è costretto a ricominciare su Abate. Gallo la gira sul giudice che quasi incespica. La palla lunga linea su Caligiuri che non la controlla. Ora per Di Chizzi può andare da Giovanni da Solo, intercetto Abate, in calcio d'angolo. Il direttore di gara non ha accordato l'angolo, attenzione per Caligiuri che calcia, me lo fa a gioco fermo, aveva commesso fallo in precedenza. Nel terzo fallo commesso la Città di Acri, tre pari il conto, Gioni da Sosa cerca, ma non trova Fuschi, allora Caligiuri per la corsa di giudice, Fuschi, Gioni da Sosa controlla malissimo, poi la lascia scorrere fuori il giudice, rimessa per il Città di Acri, 5,56 da giocare, con giudice che rimette per Abate. Sbaglia il passaggio, allora può pensare Lucchese. Lucchese, fronte alla porta, palla da sinistra, continua, poi Gianni da Sosa, prova a girarsi, calcia! Sul fondo, il tentativo di Gioni da Sosa. Sbagliato per il passaggio, per recuperare palla, il Real Termini Recogest con un fallo laterale. Paesano per Fuschi, punta evangelista Fuschi, Gianni da Sosa, non si vede ai danni proprio di Tonino Fuschi. Qui Paesano la rischia da ultimo uomo, Lucchese se di finta contro il giudice che non lo fa passare, Fuschi, tunnel, settore giuri, forse c'è un contatto falloso, l'arbitro lo lascia, non arriva neanche il fallo cumulativo e allora rimessa per il Città di Agri che rigetta nella mischia Coutinho Oliveira. Palla in avanti, Caligiuri, il giudice, bravissimo per Di Chizzi, si perde alto sul tentativo di Caligiuri, occasionissima qui. Lucchese punta, poi scambia con Fuschi, ancora Lucchese, torna da Fuschi, uno contro uno con giudice, la perde Fuschi e poi prova a recuperarla, però adesso il pallone c'è la Gallo che va da Abate, giudice, lancio lungo, poi palla che finisce dalle nostre parti per una rimessa in favore del Città di Acri.
Occhio qui intanto alla giocata verso Coutinho Oliveira, il palla che si perde fuori, se l'ha rimesso per il Città di Atri a esattamente 4 minuti e 15 secondi dalla fine del primo tempo. Abate, tocco per Salerno. Coutinho Oliveira torna dal suo capitano. Ancora il numero 16 e il numero 10 a duettare. Lucchese aspetta. Poi palla per Abate, spalla alla porta. Scarico per Coutinho Oliveira che arriva con un attimo di ritardo. Poi controlla anche male la palla. Arriva a dargli fastidio Restivo. Anche lui appena entrato in campo. Ossigeno puro. Avere anche un giocatore di rotazione in più per qualche secondo per il Real Termini. Più Lucchese. Per il recupero del pallone. Con l'avanzata palla al piede. Lucchese tiene in campo la sfera. Poi rimessa per il Real Termini Record Gest. Festivo. Paesano per Lucchese. Mantia, appena tornato in campo. Ancora Restivo. Mantia, scarica per Lucchese. Paesano, punta, poi va da Mantia. Ancora l'appoggio per Paesano che finta 2 volte il tiro, poi ci prova. Palla bloccata, senza problemi da Gallo che rimette subito. Salerno, tocca Lucchese. Là fuori, fallo laterale. Ultimi 3 minuti con il Città di Acri che la muove, Salerno e Coutinho Oliveira. Ancora il capitano rossonero. Coutinho Oliveira cerca ma non trova Ferraro, il quale poi va a pressare, viene saltato da Pesano. Chiusura però di Coutinho Oliveira che riesce ad andare via. Ancora il 16, la doppiata è fermato. Bene, qui Mattia. Allora recupero. Lucchese, serie di finte contro Abate, la doppia Coutinho Oliveira, la palla e al termini le proteste di Lucchese che voleva il rispetto della distanza da parte del giocatore avversario. 2 minuti e 25 alla fine del primo tempo. Pesano per Lucchese ancora. Lucchese attaccata fermo, lo fermo ancora. Coutinho Oliveira. Paesano, Restivo, preso in controtempo Paesano che insegue il pallone a recuperarlo, ma sbaglia ancora. Poi per un po' di fortuna vince il rimpallo. Ecco Paesano, contro Abate. Movimento di Mantia, premiato da Paesano. La spallata da parte di Evangelista che manda fuori il suo avversario, rimette in gioco Gallo. Perry che ritrova il parquet in questi ultimi 110 secondi di primo tempo. Recupero da parte di Paesano che tocca in fallo laterale. Perry. Palla per Coutinho Oliveira. Salerno ancora dal numero 16 in maglia rossonera. Si muove tra le linee, poi Perry scambia con Ferrari per di offesa. Buona giocata difensiva da parte di quello che oggi è il capitano del Real Termini Records in questa assenza di Gianmario Fuschi. Restivo, Lucchese ha fatto il movimento Restivo con presso Lucchese, poi Lucchese, una Paesano. Mantia, sviluppa finito. Promessa battuta dal Città di Acri. Poi palla persa. Con la rimessa che verrà battuta dal Real Termini Recogest 56 secondi e mezzo.
Lucchese. Ho sbagliato, allora attenzione, affetto. C'ha fuori, calcia male, una buona chance questa sprecata. Lucchese. Non controlla neanche lui. Ha rimesso in gioco il pallone, il Città di Acri. Allora addirittura si muove da laterale, ma adesso ci ha giocato la sua chance di giocarla perché ha prestato bene di squadra. Il quintetto in maglia bianca. Qui Lucchese, un buon recupero. Restivo. Lucchese non riesce a calciare verso la porta della chiusura. Poi ancora Lucchese. Qui la palla viene messa fuori, un po' di incomprensione anche col direttore di gara che doveva probabilmente fischiare, almeno questo è quello che si aspettava Lucchese, perché col tempo effettivo, se ci si ferma per un problema fisico con l'avversario è sempre un problema. Paesano, ultimissimi secondi. Qui Lucchese a sua volta ha qualche incomprensione con Ferraro. Da quei ultimi 5 secondi del primo tempo con il Città di Acri che riesce a congelare il pallone e siamo all'intervallo di metà partita 2-1 per il Città di Acri, ora a termine che era passato in vantaggio, non c'è stato nulla da fare. Ora riposo, poi secondo tempo qui la Bagheria, restate con noi. Amici di Sportisti e appassionati di calcio a 5, ben trovati al Tocia Stadium. Di fronte Palermo Calcio a 5 e Mistral Carini, secondo appuntamento con il girone di ritorno e con il 2023 per quanto riguarda il Amici di Sportisti e appassionati di futsal, ben ritrovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano i ragazzi delle formazioni Juniores Under 19 di Villaurea e Real Termini Recogest per il girone V del campionato nazionale riservato proprio alla categoria Juniores Under 19 della classifica. Sorride alla GR mentre intanto attenzione alla Barbera che recupera un buon pallone, sfonda la porta, Thomas La Barbera porta in vantaggio il Villaurea esattamente dopo 4 primi e 34 secondi. Si sblocca la partita del Pala Don Bosco e la sblocca Thomas La Barbera. La Barbera di prima ancora sulla piana. Ingrassia, prova a passare, non ci riesce, allora chiude per un attimo il Real Termini, poi incrocia con il destro Ingrassia, la palla si perde fuori. La piana, la Barbera ha un po' di spazio, viene subito chiuso, però allora trova sfogo in Pecoraro, calcia con il destro, la palla colpisce il legno. Adesso sul pallone c'è solo il numero 7 Bisesi, fischia l'arbitro, prende la rincorsa, uno schema per Damiani, salva sulla linea la Barbera con la testa, mette in calcio d'angolo con la Barbera che ha salvato sulla linea la piana. Inter tiro e scarica sul Pecoraro, non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento a parte di Damiani che spinge la ripartenza. Ancora Damiani inseguito, casca Lavino, incrocia col destro, palla fuori non di molto, si sincera delle condizioni di Bisesi e poi riparte. La palla ancora allargata per la conclusione, respinta da Purpura da parte di Orlando e torna a farsi vivo il Villaurea in zona offensiva. Purpura però attento e pronto sul tentativo di Antonino Orlando. Scattata la palla dentro proprio per Orlando che la mette nel sacco, 2-0 e segna Orlando proprio mentre la panchina del Real Termini chiamava il time out. Tocco per Bisesi che è tornato in campo.
Damiani, zona tiro per lui, infatti calcia con la deviazione, bravissimo Azzarello a toglierla dalla porta, poi salva Guglielmini. Del Villaurea, quando sono entrati nel corso degli ultimi 4 minuti, Scalavino riesce a passare, Scalavino, la suolata su Purpura, salvataggio sulla linea di Damiani, Damiani scarica indietro a Bisesi. La palla dentro del Brasile che tutto solo può calciare, può battere Azzarello, momento di blackout in questo caso per la difesa del Villaurea che concede il gol a Basile e 2-1 al Pala Don Bosco. La punizione dunque con la Piana che guarda la porta, prende la rincorsa e calcia, trova il buco, trova il 3-1. La Piana che dunque rimette di nuovo 2 lunghezze di vantaggio per la sua squadra. Scalavino cerca spazio, la ruleta di Scalavino, gran giocata, palla per Orlando, a tu per tu con Purpura, lo mette a sedere Orlando, gran gol per chiudere il primo tempo, lo firma ancora Orlando, doppietta personale e palla del 4-1 per il Villaurea. Non ne recupera, c'è spazio addirittura anche per la ripartenza, Guglielmini anche l'8 per tu con Purpura, lo batte 5-1. Adesso prende il largo il Villaurea, un gol. Anche Guglielmini ricomincia ad attaccare in maniera quasi vorticosa il Villaurea, che qui trova Ingrassia e ci vuole un intervento di puro istinto di Purpura per negare il sesto gol. Torna in possesso palla il Real Termini, non succedeva da un po', cerca subito di andare in verticale con Paesano che buca Azzarello, trova la rete del 5-2, accelerazione improvvisa da parte della squadra termitana che riduce le distanze, si porta sul 5-2. L'intervento di Polo Scalavino. Qui intanto c'è il tentativo di recupero del pallone da parte di Passannanti che con la numero 6 segna il gol numero 6 del Villaurea, quello che vale il 6-2 in favore della squadra di casa, appena entrato in campo, appena debuttante in partita. Diventa qualche problema per il numero 7. Conclusione di Scalavino, palla che sbatte sul palo. Ora Passannanti. La gioca nuovamente sul suo pivot che viene fermato dall'intervento di Pollicino, tiro ribattuto in posa da Azzarello, poi Damiani, fermato, no, fermato però Orlando che però sbaglia e regala il pallone a Basile, Basile fermato da Cardelli, poi Paesano in seconda battuta, Paesano calcia, Azzarello col petto, inizia a guardare il cronometro, entrambe le squadre, si passa ai saluti in attesa che arrivi e sta per arrivare anche il suono della sirena, eccola qui, vince il Villaurea 6-2 contro il Real Termini Recogest, partita in discussione solamente fino ai minuti finali del primo tempo. Amici di Sportissimi, appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano Villaurea e Mascalucia, gara valida per la 17ª giornata del girone H del campionato di Serie B di calcio a 5. Terzo impegno per loro con la maglia azzurra, ma intanto attenzione a D'Arrigo che batte Gael Giglio, porta in vantaggio il Mascalucia. Una palla recuperata a centrocampo. Giglio gioca corto da Giannusa. Di Simone cerca. La chiedo di Carraro di Bagheria, secondo tempo per l'incontro tra Real Termini Recogest e Città di Agri. Ricordo parziale di 2-1 in favore degli ospiti, dopo che c'era stato l'iniziale vantaggio firmato da Mantia per il Real Termini Recogest. Poi, quando c'è il secondo tempo,
il pareggio con una conclusione deviata di Abate e infine il sorpasso firmato da Perry. Qui intanto subito Johnny da solo, su largo, venne calcio d'angolo, triangolo subito battuto con la conclusione da parte di Paesano, respinta dal portiere, poi Johnny da Sosa recupera un buon pallone, salta l'avversario, Johnny da Sosa mette indietro Lucchese, arriva Mantia, Lucchese non lo serve, non va neanche a calciare, palla che viene portata avanti da Coutinho, meno lontano. La battuta lunga di Gallo. Attenzione alla palla recuperata, bravissimo per Di Chizzi a distendersi, a respingere il tiro di Ferraro. E l'altra parte, Giulia Sosa, fermato senza fallo. Per palla messa fuori. Mentre restituisce palla il Tagliatri. Mirate in gioco per Di Chizzi sul Lucchese. Passato dal giudice. Lucchese, bene, sul Paesano, c'è Mantia al centro, Paesano in qualche modo lo trova. Ferraro, palla in angolo. Già battuto verso Giulia Sosa, non riesce a saltare per colpire di testa. Tentativo a dire la verità, un po' complicato. Coutinho Oliveira. Palla indietro, bene, qui Paesano con recupero. Avanza Paesano, spalla alla porta, Giulia Sosa, attutisce il colpo con Abate, ancora Paesano. Mantia prova a passare, però allora rinvierà dal fondo Gallo. Il rilancio, Paesano di testa anche Mantia, poi mette giù giudice. Abate, l'anticipo tentato da Lucchese, poi attenzione recupero Montrino, pressato da Coutinho Oliveira, Paesano poi tutta per il lancio, l'uscita di Gallo, commesso da Jonathan Arbelo da Sosa per tutti i giorni. Il primo fallo del secondo tempo lo commette il Real Termini Records, con la rimessa in gioco. Lucchese, Mantia, calcia Mantia, calcia male però. Conclusione che si perde fuori, ma c'è stata deviazione e quindi calcio d'angolo. Palla battuta indietro da Lucchese che sterza, Lucchese, tiro deviato, pallone fuori. Ancora Lucchese che riceve da Paesano, palla per Mantia, 1 contro 1 con Coutinho Oliveira, ancora Lucchese, poggia a Paesano, Johnny da Sosa, lo scambio che non sa chiudere, buona l'idea, eseguito male però dal numero 13, Lucchese, può recuperare, 3 contro 2 Real Termini, Lucchese, col tocco, Paesano, dentro, interviene, per salvare, Abate, calcio d'angolo. Pallone battuto verso l'area di rigore, Gianni da Sosa va a puntare a Abate, 1 contro 1, si allarga, contro il sinistro, cerca il destro, lo chiude Coutinho Oliveira, poi la partenza pensata da giudice, che però si dimentica il pallone, quella che si guarda, anzi è rimasta in campo, Lucchese! E il gol di Lucchese, il pareggio! Gesto, la sfida di Lembo che riequilibra le sorti dell'incontro. Lucchese. Meritato, a mio parere, il pareggio per la squadra termitana che ha un bisogno vitale di portare a casa i 3 punti. Lucchese, la ripartenza. Lucchese ancora, cerca di puntare a battere, lo salta Lucchese sull'uscita di Gallo, tiene il pallone in campo, ancora Lucchese.
Mantia, Paesano, cerca ancora dentro, Mantia, l'uscita di Gallo, che poi è bravissimo a smanacciare in volo Lucchese con recupero palla. Partita frenetica adesso al palo dalla Chiesa Stetti Carraro. Mantia, guarda la porta, alto l'avversario. Mantia ancora con Gallo che chiude, poi Mantia non la tiene in campo rimessa. Torna a muovere il pallone il Città di Acri. Poi Caligiuri. Perde palla. Allora Paesano. Cocco, pressioni da Sosa. La puntata. Ancora Gallo. Straordinaria finché il portiere del Città di Acri. C'è la Sosa. Prova a difendere. La recupera. C'è la Sosa. Buono, ferma. Mantia, Paesano, Lucchese. Punta. È subentrato Salerno adesso nel Città di Acri. Prova a dare ordine. Poi proprio il capitano della squadra rossonera che per un attimo recupera Giovanni da Sosa punta Abate, c'è spazio per Paesano, suolata subito per Lucchese e attacco che si ferma di nuovo Giovanni da Sosa per Paesano. No. Tanto torna Evangelista, torna Perri nel Città di Acri. Eccolo Perri. Evangelista. Perri lungolinea cerca Caligiuri, lo trova, ma Caligiuri controlla malissimo il pallone. Rimessa. In realtà venire per questo, che è il pallino del gioco in mano in questa prima fase, in questo primo quarto del secondo tempo. Mantia. Luciano è fuori. Gallo la gioca corta. Evangelista per Perri che scucchiaia su Caligiuri, spalla alla porta contro Pesano, non tiene neanche questo. Gianni La Sosa numero ancora su Salerno, prova a recuperarla, arriva anche Lucchese, Caligiuri però fa sportellate, ancora Gianni La Sosa, fermato, c'è Lucchese. Gianni Da Sosa converge, palla per Mantia, che ha spazio per calciare. Bello, mette in calcio d'angolo e adesso sarebbe meritato anche il vantaggio per il termine con questo. Mantia alla battuta. Paesano per Lucchese sopra la traversa. E time out chiesto da coach Basile, inevitabile perché sta soffrendo tanto il suo Città di Acri che si è fatto pareggiare, ora rischia anche di andare sotto. Ne approfitto per ricordare anche gli appuntamenti di oggi e di domani, nel ricordare che una delle nostre squadre partner, ovvero sia la Don Carlo Misilmeri, non scenderà in campo in quel di Enna, complice il rinvio concordato tra le due società al mercoledì, con la partita rinviata di 3 giorni allo stadio Generale Gaeta di Enna. Intanto appuntamenti in corso, la sfida tra, o meglio, quasi alla conclusione, a dire la verità, la sfida tra gli allievi regionali di Fincantieri e Canicattì, in arrivo alle 18:30, mentre riprende il gioco qui. Sempre su questo parquet, tra l'altro, al Pala della Chiesa Sesti Carraro di Bagheria, la sfida tra Punta Vuggia, Bagheria e Palermo, calcio a 5. Poi mattinata doppio incontro con la sfida tra Cus Palermo e Terzo Tempo, valida per il campionato regionale Under 17. Sempre domani in diretta Villaurea Atria, andata dei quarti di finale di Coppa Italia Nazionale categoria juniores, con i ragazzi di Speciale Bertucci che cercano un altro
piccolo miracolo. Appunto, riprende il gioco con Salerno, Caligiuri, Perri, il prima per Evangelista che la tiene in campo, alza il pressing, in real termini, si arrende letteralmente. Evangelista che mette fuori. Giovanni da Sousa, spalla alla porta, scarica, Paesano! C'è scivolando, male, c'è fuori. La lunghissima di Gallo per Giudizi in uscita. Quella che si perde oltre la linea laterale, reclamava anche qualcosa di irregolare il portiere che oggi sostituisce Dalba tra i pali. Tanto c'è una bella rimessa laterale guadagnata da Lucchese. Mantia, Lucchese, fronte alla porta. Nel momento di Mantia non riesce a servirlo e allora Johnny da Sousa, l'uno contro uno con Perry, Johnny da Sousa ribattuto. Salerno prova a passare e ci riesce, attenzione, potenziale 3 contro 2 per il Città di Acri, un tocco largo sulla destra, tre Evangelista e mezzo, Johnny da Sousa. Laterale. Anzi, è calcio d'angolo. Qui spalle alla porta non riesce, non si è fatto il Salerno, allora corre Lucchese, tenuto proprio dal suo avversario, non perfetta, da parte del 10 in maglia bianca, torna a sedersi. Intanto Gianni da Sosa dentro Fuschi, mentre porta su il pallone il Città di Agri con il buon recupero però tutto contro di Fuschi. Mantia a spingere, Pia evita un avversario, Mantia c'ha col piede Gallo, poi la tiene in campo miracolosamente la squadra rossonera. Giudice dentro, doppio tocco, palla recuperata, Paesano, accelera, Mantia, palla fuori, c'è comunque un fischio. Un cartellino giallo per Evangelista. Calcio di punizione dunque. Giocato corto da Paesano. Due falli commessi dal Città di Atri, uno dal Real Termini Recogest. Paesano si rifugia da Perdi Chizzi, intanto li vedete sullo sfondo. I giocatori di Palermo calcio a 5 e puntamenti a Bagheria. Ricordo ancora una volta, si gioca tra poco più di un'ora e mezza, sempre qui al plano dalla casa del Setti Carraro. Qui intanto Fuschi va allo scivolante, la in fallo laterale rimessa per la squadra rossonera. Problema per Coutinho Oliveira. Palla lunga, controllo da parte di Ferraro che allarga su Giudice. C'è d'angolo. Giudice a sbocchiaiare per il tiro al volo, respinto via. Poi la tiene Coutinho Oliveira, la meglio però Paesano che prova a girarsi, scarica a Fuschi. Lucchese cerca di liberare la zona, tocco per Paesano che serve a Montia. Ancora Lucchese, capisce bene da una situazione complicata in realtà venire con questo però Fuschi. Perde. Perri, arbitro fischia, calcio di punizione, secondo fallo anche per
La squadra di Lembo, Coutinho Oliveira, Perry, giudice, ancora dal suo numero 7, autore del secondo gol della squadra calabrese, palla fuori di messa. 11 minuti da giocare. Il tiro di Perry respinto. Nostra la messa. Perry sbaglia comunque durante il gioco del passaggio. Tuski però a farla passare, non riesce nella gestione del pallone. E allora Abate scucchiaia su Ferraro che la controlla nonostante il contatto. Giudice, Ferraro, Abate, Coutinho Oliveira. Nuovamente da Ferraro che tocca. Abate si rifugia da Gallo. Che non l'ho pressato. Prova. Coutinho Oliveira. Bravo Paesano. Nel guadagnare fallo laterale. Tuschi. Lucchese, il dribbling sul giudice. Sempre Lucchese, salta un altro avversario, la tiene sul ritorno di giudice. Mantia, fronte alla porta, è murato. Non l'ho preso. Lucchese contro Coutinho Oliveira. Mantia. Mattia taglia il campo, cerchi Fuschi, lo cerca con un attimo di ritardo, infatti perde palla con un attimo di Real Termine, Lucchese, ancora una volta scatenato il capitano del Real Termini, però trova anche forse poca collaborazione dei compagni, prova anche a farsi sentire con Celembe in panchina, scivolata di Ferraro su Fuschi regolare secondo l'arbitro. Coutinho Oliveira per Ferraro, tu per Di Chizzi lo salta, ma si divora il gol. Fionissimi. E in realtà Termini che si salva. Sarebbe stato eccessivamente punitivo il gol dell'eventuale 2-3 del Città di Acri. Qui Fuschi prova a correre a scorrere. Fuschi, suolata, controllo, ancora Fuschi. Gran giocata! Articolato da giudice. Angolo. Calcio d'angolo dunque. Fuschi alla battuta, indietro da Lucchese. Paesano completa il giro su Mampia. Fuschi, spalla alla porta, controllo con Felice e allora recupera Coutinho Oliveira fermato da Paesano. Ancora Città di Agri che recupera però Coutinho Oliveira, Scucchiaia, Ferraro, Ferraro, tutta per la conclusione deviata da parte del capitano Salerno, poi Lucchese, sfoga sul macchinario, controlla bene, abbatte e mette fuori. Detto 50 alla fine, i minuti sono quelli decisivi. Mantiala gioca su Paesano. Johnny da Sosa, rientrato proprio al posto di Fuschi. Paesano ancora. Fuschi. Là dentro, intercettata da Ferraro, poi Lucchese. Tocca ancora Ferraro, rimessa
Paesano riceve scambio con Lucchese. Mantia, bella questa palla per Lucchese che avanza. Lucchese, l'uscita di Gallo che mura il suo avversario. Poi Lucchese cerca di sistemarsela, batte questa rimessa. Lucchese dribbla su Ferraro che in qualche modo gliela sporca. Ancora Lucchese però contro Coutinho Oliveira. Poi ancora recupera ma sbaglia. Coutinho Oliveira fermato a prestito. Tutti errori da una parte e dall'altra. Palla poi ancora intercettata. La ripartenza delle città di Agri un 3 contro 2. Recupera però bene la difesa del Real Termini per Di Chezzi. Dura la conclusione. Forte di Salerno. Perri, Salerno, spalla alla porta, attende l'arrivo del suo numero 7, che calcia per Di Chizzi. Poi Lucchese cerca di uscire, gioca in avanti, alla fine davanti una bella palla per Gioni, che l'ha controllata in campo 1 e insorge la porzione di pubblico che tifa Real Termini Recogest molto al limite questa chiamata. Coutinho Oliveira, Salerno, Abate con un po' di difficoltà ma la tiene. Coutinho Oliveira contro Mantia che non si fa saltare, rimessa 7-14 alla fine. Abate cerca e trova per Salerno. Salerno prova a girarsi, va sul fondo, c'è la direzione, c'è per Di Chizzi. Paesano lancia lungo, trova Abate di testa. Poi ancora due volte, sempre con la testa. Subentra Lucchese, punta Coutinho Oliveira, che lo fermi. Poi arriva Mantia, sempre Lucchese, con la roulette, la pensa Lucchese, finta il tiro. Bella giocata perché si libera, poi torna su di lui. Non vince e sbagliare. Adesso va a sedersi in panchina. Torna Evangelista. Batte la rimessa su Abate. Per Evangelista. Salerno, spalla alla porta. Va a fare serie compagni, poi si gira su Paesano. Se ne spinge per Di Chizzi. Mette fuori Mantia. Vince Salerno, prova a girarsi, questa volta lo fermano. Poi Gioni da Sosa non riesce a recuperare. Laterale, Mao per Coach Lembo 6 e 15. Partita che non ha ancora un padrone. Riprendere il gioco dopo il time out chiesto dalla panchina del Real Termini. È entrato Restivo al posto di Mantia per la squadra di casa che qui può guadagnare un fallo laterale. Paesano, Lucchese, completare il quintetto c'è ovviamente bisogno da Sosa oltre al portiere per Di Chizzi. Paesano, arriva, ancora Paesano, allarga, funzioni da Sosa, dentro! L'anticipo del tiro laterale. Fallo cumulativo per il Città di Acri che sta alla quota 3.
Lucchese, finta il tiro. Paesano, cerca Restivo, non lo trova. Abate. Poi Evangelista. Nuovamente Abate. Poi cerca di stucchiaiare. In questo caso ho messo un errore qui Salerno. Paesano, cerca Lucchese, cerca Restivo, non fa nessuno dei due. Poi ancora Salerno. Per fuori. Lucchese. Paesano. Tocca per Gioni da Sosa. Si prepara a rientrare subito Mantia, che ha riposato. Gioni da Sosa, sinistro, ribattuto, poi in cespica. Nel tentativo di andarla a riprendere, ma la riprende Paesano. Gioni da Sosa si gira, sinistro, Gallo! La mette fuori, occasionissima. Ancora. Attenzione a quella moto l'ha rimessa Lucchese, mette a zero avversario. Lucchese! 3-2! Chiarino, Lucchese che va ad esultare, prova un gol del vantaggio, pesantissima questa rete! A 4:42 alla fine, segna il gol pesante di Vincenzo Chiesi. Doppietta per lui, forse la più importante dall'inizio della stagione. La più importante dall'inizio della sua avventura a Real Termini al secondo anno. 3-2. E adesso sono in 5 per il Città di Acri, 4:26 da giocare. Conclusione di Salerno, tocca prima Paesano, poi Restivo. Si rimane di qua. Ferri. C'è tiro deviato, là fuori, rimessa. Galle. Ferri. Coutinho Oliveira. Ferri. Gallo. Difende compatto, difende ordinato, in realtà mi record per il momento. Coutinho Oliveira. Ferri. C'è Gallo, lo vede, lo serve. Gallo per Ferri. Palla per Salerno. Che calcia la respinta. A mettere fuori. Per Di Chizzi non importa calcio d'angolo. L'ha già rimessa in gioco. Ancora Salerno. Coutinho Oliveira. Finta di corpo e scarica a Gallo. Poi tiro, respinto da Perdichizzi. Morte e vuoto, per provarci Lucchese che non ci prova. Allora Gallo si mette in porta. Lucchese, tiro respinto. E lo lascia scorrere poi in fallo laterale Restivo. 3 minuti, 3 secondi, 3-2 per il Real Termini Recogesti. Gioni da solo, seconda giocate. C'è Gallo che finta, ma concede calcio d'angolo. Pesante. Gioni da Sosa, finta di corpo un po' eccessiva, recupera Perri, che scambia con FIFA a toccare 2 minuti e 36. Ancora. 150 secondi alla fine. Attacca. Pieno organico. Il Città di Acri. Coutinho Oliveira. La palla per Perri che va dentro. Ma tutto Paesano. La palla rimessa. Poi Perri dentro per Di Chizzi. Prova a calciare per Di Chizzi. Poi
la messa in gioco Perry, Coutinho Oliveira, ancora il numero 16, Salerno, scambia con Gallo, Coutinho Oliveira, palla ancora dentro attraverso tutto lo spazio della porta e si perde fuori. Battuta lunga, Johnny da Sosa, affrontato per palla che finisce in fondo laterale. Lucchese cerca di passare, ricomincia davanti, a questo punto inizia anche a gestire un po' il pallone era termine con secondo, c'era una cosa forte e una messa per il Città di Atri, non è andato giù col fallo. Giovanni del Sole. Torna sopra Gallo, 80 secondi alla fine. Qui Ferraro si gira tutto solo. Ferraro, la porta è vuota, non riesce. Porta il suo capitano con la palla che si perde fuori, un'occasione gigantesca. Intanto dopo che viene messa fuori, torna ad attaccare a tutto spiano il Città di Acri, ultimo minuto che inizia adesso. Salerno che ha avuto una palla enorme poco fa. Gallo, Perri, qua dentro c'è la deviazione per Di Chizzi, forse colpito l'arbitro, segna calcio d'angolo, 48 secondi e 2 decimi. Coutinho Oliveira, poi Gallo, spalla alla porta Ferraro, questa volta non riesce a girarsi, Paesano fa buona guardia, poi mette dentro, Paesano mette, certo, la porta è vuota, prima la Sosa non calcia neanche Lucchese, si è già rimesso in punto quello che subito fischia, punizione, venire al termine, ossigeno puro, 31 secondi dalla fine. Un Paesano che batte la punizione ma sbaglia. Allora attenzione a Coutinho Oliveira. Finta su Mantilla. Ancora il numero 16, il tocco. Per Salerno che c'è. Respinge. Non l'ha rimessa in gioco. Perri. 20 secondi. Gallo. Perri. Lungolinea. Per riesce a girarsi Salerno. Pesano. Che poi urla, esulta per questa chiusura. Coutinho Oliveira, occhio a Gallo, calcia Gallo, sul fondo, ha tremato per 7 secondi, 9 decimi. Il vetro fischia. Guardi che si lavora di mettere più lontano possibile. C'è la Sosa controlla, non riesco a tenerla lì. Ci sono 4 secondi e 2 decimi. Deve sbrigarsi qui Città di Aprile. 4 centesimi, 4 decimi alla fine. È caduto male. C'è la Sosa. La rimette in gioco. Per il termine Gest 3-2 contro il Città di Acri, una partita pazza, nonché pazzesca, decisa da uno straordinario Vincenzo Lucchese, autore di 2 gol nel secondo tempo dopo che i calabresi erano andati a riposo in vantaggio. Vittoria di platino per il Real Termini Recogest, che può continuare a sognare, può continuare a sperare di salvarsi. Sono 3 punti che sicuramente schiodano, sbloccano una situazione complicata. Intanto